Thiago Silva sta giocando con un fazzoletto di sfacimma in bocca. Amici bellini, sono leggermente in ritardo, 2 minuti in ritardo, pensate un po', stavo facendo musica, quindi immaginate un pochino come, che bellezza, come mi sento felice. A tal proposito, iscrivetevi al canale Valerio Fluido, sta qua è tutto al contrario. Perché ogni tanto facciamo pure musica, voi siete bellini e vi iscrivete, no, tanto non è molto, non costa molto, mi pare che costa 0. Thiago Silva, ragazzi. Ma se noi non ci riusciamo a comprare Fofana, ma che cosa propongo a fare Thiago Silva? Upa ma che pecano. Guarda, come ci potremmo permettersi giocatore? Vedi che Neymar. E poi il vero giocatore è Mbappé, ragazzi. Il vero campionissimo top player è Mbappé. Neymar è straordinario, è fortissimo, tutto quello che vuoi tu, ma quello che fa la differenza, la velocità in cui si muove, perché ci sono stati, no, vari commenti nel post Atalanta che io Neymar l'ho aggredito. Oh mamma mia! Proprio qua. Ah, mano sulla spalla. Mano, spalla, mano, ma insomma Mbappé è quello forte, ragazzi. Si parlava, dicevo, nei commenti, però Neymar l'ha vinta da solo contro l'Atalanta. Sì e no. Guarda Di Maria che ha fatto. Ma c'è Upamecano. Perfetto, Di Maria, perfetto. Che grande colpo di testa, mamma mia, che meraviglia. Anche se è un calcio piazzato, questo è il bello proprio del calcio, sono i fondamentali. Bellissimo. Il Lipsia è tosto, ma io sto vedendo un Paris Saint-Germain che non è lezioso, sono anche loro molto intensi nei contrasti. Neymar prende schiaffi, prende falli una continuazione, prende calci una continuazione e abbassa un pochino il ritmo delle folate del Paris Saint-Germain. Però quando poi vanno su Di Maria oppure fanno verticalizzazioni su Mbappé è bello da vedere perché diventano veloci e imprevedibili. Però il Lipsia non è uscito dalla partita per niente, anzi stanno facendo la loro gara, è una bellissima partita. Thiago Silva sta giocando con un fazzoletto di sfacimma in bocca. Questo è il colpo di genio che poteva stare riuscendo. Io mi sono seduto. Nemmeno la pipì si può fare. Mi sono perso, vabbè. Vediamo il replay. C'è stato un fazzolettino di sfacimma. Sì, perché ha da fare sti passaggi. Basta. Smettetela. Dovete essere puniti. Basta. L'anno prossimo non ne voglio vedere più uno. Lancio su Osimhen. Non voglio sentire più. Non voglio sentire ragioni. Che giocasse Meret, che facesse i lanci lunghi. Basta. Una squadra ben organizzata, una squadra che gioca bene, quadrata, deve subire gol perché fanno questi passaggetti. Non è. Basta. Quanti esempi dobbiamo avere? Neymar vede che deve fare sempre un tunnel in più invece di passarla. Io per cui è un giocatore incredibile che ti fa ammonire tutta la squadra, che gli avversari vanno in freva, fanno i falli di frustrazione, lo ammazzano di mazzate. Però anche lì avevi il passaggio. Invece Upamecano ti deve chiudere le gambe, tu il tunnel non lo fai e hai perso. Vedi che fa Di Maria? Invece di perdere tempo te la dà direttamente. Vabbè, lasciatemi perdere. Oh no, troppo altruismo. Il biondo. Controlla e tira. Biondo. Dai che se fanno un gol si riapre, dai che sono ancora in partita. Giusto per vedere un finale più interessante. Vedi che se tiri qualcosa la crei. Mamma mia, da solo. Mi pare che quello è scivolato da solo, non credo, però controlleranno. È stato un inizio 10 minuti di grande Lipsia, però poi ti esponi al contropiede del Paris Saint-Germain con quei velocisti, diventa dura. Qua, che viene da solo. Brutto. Lo tocca un pochino. Lo tocca un pochissimo. Si è visto. Però lui poi cade proprio quando rimette il piede a terra, scivola. Brutto. Scocca il 70° e adesso si rischia l'Accademia perché forti del 3-0 la possono far girare, possono ragionare, abbassare il ritmo e ogni tanto accelerano con qualche lancio o qualche dribbling o qualche 1-2 e dispiace per il Lipsia perché comunque una squadra quadrata che ci è piaciuta,
Però stanno venendo fuori adesso i valori individuali. Con Di Maria e Mbappé il PSG gioca anche molto meglio di quello che abbiamo visto contro l'Atalanta, perché non deve passare tutto da Neymar, lo capite? E quindi hanno più soluzioni. Marquinhos, Paredes è una bella coppia centrale, nonostante Marquinhos abbia sbagliato vari controlli, però poi ti segna il gol decisivo che te la sblocca. È il campione, il campione. Upamecano! A me Upamecano mi piace proprio tantissimo, anche in impostazione. Trova sempre un passaggio filtrante interessante. Ragazzi, a testa alta, Lipsia, non scherziamo. Continuano ad attaccare sul 3-0. Molte squadre avrebbero potuto arrendersi e mollare. Vogliono fare il gol dell'orgoglio, della bandiera. Gli manca proprio la prima punta, perché Poulsen l'abbiamo già scoperto che non era niente. E Schick è peggio di lui. È proprio un mostro. Vedi, trova sempre il passaggio filtrante. Mannaggia. Ah, niente, non vabbè. Schick colpisce gli avversari. Piazza e Verratti, il ritorno in campo di Verratti. Dai. Schick. Stai sempre a terra, Neymar, sei sempre a terra. Diciamoci anche quello che è. Boom, liscio. Vabbè, sarà un ingrippo che ho preso io. È un ingrippo che ho preso io, sicuramente. Questa è l'immagine della partita. Schick che va fino in fondo e poi si va a buttare, si va a impelagare da solo in mezzo a 5 avversari. Proprio il calcio non è neanche così difficile alle volte, Se tu non hai giocatori che saltano l'uomo o che sono efficaci in avanti, puoi giocare bene ma non segni. Allora a questa squadra serve un giocatore. La mia proposta, aspettate, boom, la proposta, gli amici bellini che rimangono sempre là. La proposta è: diamo Milik all'Ipsia e più soldi e ci pigliamo anche Ligno. Ragazzi, non ha smesso di correre, lo trovi là, sinistro educato, in difesa non l'abbiamo visto tantissimo, però è comunque sul pezzo, corre per 90 minuti, la mette al centro, giostra con gli avversari, c'ha pure il cambio di gioco. Andiamoci a prendere anche Ligno. È troppo tardi, L'hanno visto tutto il mondo. Semifinale di Champions League, è troppo tardi per il Napoli. Da New York, Valerio Fluido è tutto. I giocatori dell'Ippia restano interessanti e forti, però noi abbiamo tanto di cui parlare a livello di calciomercato, perché pare sia più vicino Veretù, ma Veretù non è un altro doppione di Demmelo Botka, specialmente di Dobotka. Allora non lo so.